Sicily, a stone's throw from Etna, with the lava stone that dominates the agricultural and architectural landscape. This is the realm of the luthier Giuseppe Severini. Anzi, andiamo. Ho avuto la fortuna di trovarlo. C'è un po' di legno, un po' di cose buttate. Attenzione alla testa. Beware of the La bell. campana appesa. Dopo vari cambiamenti che c'erano di sopra, poi l'ho messo sotto, ho fatto il laboratorio. This is my wife. We often do some concerts together. She's better than me. Allora, secondo Pitagora e anche e soprattutto According to Pythagoras and Plato, the cosmos has a harmony that was called the harmony of the spheres. questa armonia viene identificato That is, a particular property of the universe was meant which, through the movements of the celestial spheres, produced a musical scale. The earth has no sound because it is at the center of everything and is still. Luna è il suono più acuto, Mercurio, Venere, il Sole, Marte. This is the sound of the moon, Mercury, Venus, Sun, Mars, Jupiter, Saturn and the fixed stars. Se torniamo indietro, sentiamo. If we go back, we can feel the basic scale familiar to us. Chiamiamo di Do maggiore. E infatti tutti gli strumenti medievali, a iniziare dalle campane, che erano in tutte le chiese, riproducono la stessa. This thought remained until the Middle Ages. All medieval musical instruments followed this Nei scale. monasteri che erano delle scatole con sopra anche gli strumenti molto poveri che avevano i monaci e le monache nei monasteri, che erano delle scatole con sopra 10 corde. Even very poor instruments like this box with 10 gut strings made it possible to study the entire Gregorian repertoire. Soprattutto l'influenza araba. Until just before the year 1000, we only had Gregorian chant. Then the Arabs arrived who discovered the lute in Persia, and this instrument also wants to represent cosmic harmony. The case is decorated as if to recall the starry sky. E questo è il suono della terra, che è il più grave, poi il suono dell'acqua, che è un po' più leggera, e poi l'aria e il fuoco. Earth, water, air and fire. Noi possiamo dire che le testimonianze più belle sono alla Cappella Palatina di Palermo, dove si The most beautiful testimonies of those instruments are depicted in the Palatine Chapel in Palermo. Unfortunately, there are no written musical testimonies left here in Sicily, but only the representation of these beautiful instruments in the frescoes of the Palatine Chapel. We are in the 11th century, and in Spain they invent the organistrum, and traces of it remain in many churches. per dire che e arriveremo poi a uno strumento, parlando di strumenti a corde, a ruota, arriveremo alla ghironda, che
And finally here is the hurdy-gurdy. I built it with Etna chestnut. Let's see if I can make you hear the sound of the Aeolian harp. That is, it is the wind that makes it sound. But first I have to create a current of air. Ho iniziato suonando, ho 18 anni, 20 anni, così volevo riparare a mio modo la chitarra, il mandolino. When I was 18 I wanted to repair guitars and mandolins that I played myself. Then I thought maybe it's better that I go to a luthier to have him repaired, and I got hooked. I liked playing, I liked the wood, and I combined the two. Ma perché io ero insegnante nella scuola media. I moved to Sicily because I was teaching Italian and they moved me here to Randazzo. I saw this house and fell in love and bought it. Girando per cercare una casa ho trovato questo paese di Randazzo che non conoscevo e mi è piaciuto tantissimo, ho detto basta, non voglio fermare qua. E poi ho trovato questa casa antica e quindi ho iniziato a vivere qui. Ormai dopo tanti anni sono abbastanza conosciuto, comunque musicisti o musei. Now, after so many years, artists, museums, conservatories know me and they ask me to create them. I had a lot of satisfaction, but perhaps the greatest was reconstructing the instruments depicted in the Cathedral of Cefalù and in the Palatine Chapel in Palermo. Si sta liberando. Niente, quando vado a scegliere il legno, qual è il momento più importante, per esempio? Maybe one of the most important moments of my work is when I got to choose the wood. For example, this is a cedar, and I wanted to keep the shape of the wood. Questa è una chitarra barocca fatta con tanti legni. This is a Baroque guitar, made with lots of woods. Ora in questo momento sto sistemando questo che me l'hanno richiesto. At the moment I am making this 13th century violin, while this is an instrument of the Palatine Chapel in Cyprus, and it will be an instrument played in a bow, like Oriental instruments. Sì. Poi lei fa musicoterapia, quindi si occupa soprattutto. My wife does music therapy. She's a pianist. She takes care of helping children with psychomotor problems. Music sometimes reaches where medicine cannot. La musica arriva. Qua è tutto ispirazione. Poi mi fornisce legno perché alcuni strumenti. It is all an inspiration. The Alcantara River, I mean. Once I found a red willow trunk. I left it there for 3 years, then cut it and took it home. Che non si trova in commercio, grandi così. Lasciato per 3 anni lì, non ha fatto vermi, non ha fatto niente, sono andato a tagliarlo e me lo sono portato a casa. Ecco. Che non sono strumenti ma sono degli angeli musicanti che suonano questi strumenti e sono antichi. These are not instruments, but they are 2 musician angels in walnut, dated from the end of the Renaissance, and they were probably inside a private chapel. That's all. We spent a beautiful day on the slopes of Etna in the company of Maestro Giuseppe Severino.